Con il presidente Villari era una partita delicata perché appunto a una giornata dalla fine potevano succedere ancora tante cose. Non è andata come volete, ma insomma dalle indicazioni che arrivano ci sono buone possibilità di confermare il quinto posto. Sì, innanzitutto ben trovati a tutti perché mancavo da circa 3 mesi e sì, mi arrivano messaggi che dovremmo essere, insomma, la Venere dovrebbe aver vinto, quindi affronteremo loro come quinti. La Ragnatela sembra che perdeva col Cotton, quindi noi quinti, la Venere quarti, quindi ci andiamo a giocare questo doppio confronto con loro. Sono una squadraccia, ma tanto una vale all'altra. In questo momento noi rischiavamo Football 8 o Venere, più o meno le metto sullo stesso piano, saranno 100 minuti a ritmi alti. L'unica cosa che mi posso sperare è di veramente di recuperare qualcuno, perché anche stasera abbiamo iniziato, l'avete visto, in 8 con due ragazzi arrivati tardi. A sti livelli non te lo puoi permettere. Parlando della partita di questa sera, una partenza che insomma, forse peggiore non poteva esserci, è una squadra che però ha dimostrato di avere un grande carattere perché già nel primo tempo ha posto i presupposti per la rimonta, una grande reazione che poi si è concretizzata anche in un buon avvio di secondo tempo e quindi questo a testimoniare che la squadra comunque a dispetto dell'avvio con handicap è sempre viva e sul pezzo. Insomma. Sì, credo le motivazioni, soprattutto il primo quarto d'ora, hanno fatto tutta la differenza del mondo. Loro giocavano la strada di casa, noi avevamo più l'occhio sugli altri campi che qui, anche perché, come abbiamo detto, 8 contati all'inizio, squadra messa in campo un po' così come veniva, e pronti via, sono partiti fortissimi 3-0. Poi contento perché abbiamo ripreso a giocare la partita, siamo andati 3-2, rigore non dato, un'espulsione non data, ma che gli episodi arbitrali purtroppo con questo tipo di arbitri siamo ormai abituati, neanche facciamo più la polemica perché penso che perdiamo tempo. E secondo tempo uguale, doppio salvataggio sulla riga, mi ricordo, nella stessa azione, e poi nel finale ti butti avanti, prendi il quarto e pazienza, insomma, tanto anche il punto avrebbe cambiato poco visto quello che è successo. E a questo punto, appunto, il doppio confronto con il Football 8, come pensi contro la Venere in Bikini, scusami? Contro la Venere in Bikini, il doppio confronto contro una squadra che è rigenerata dal cambio di gestione, come si batte la formazione della Rosa? Sono bravi, si batte nel senso che qui sono tutti giocatori di categoria, i nostri, loro, e al completo è una partita molto equilibrata. L'episodio, il palo, la traversa può fare tutta la differenza del mondo. Fammi chiedere veramente una preghiera, speriamo che non sia come l'anno scorso gli episodi arbitrali a gestire, e insomma finimmo due volte le partite andate e torno in 6 contro Checco, e normale che così armi impari è difficile giocarcela, quindi speriamo di poter cancellare tutte le polemiche arbitrali con queste due partite.